Si chiama gioco d'azzardo, ma l'azzardo non è un gioco. Nel gioco non serve denaro, al massimo si paga una quota per la partecipazione nelle competizioni. Conta l'abilità e quindi più ci si esercita, più si diventa bravi e capaci. In ogni gioco ci sono delle regole e ogni partita ha un inizio e una fine, un arco temporale ben stabilito. È sociale, si gioca sempre in presenza di altre persone. Si può smettere quando si vuole. Per l'azzardo, invece, serve continuamente denaro. Non conta l'abilità e quindi non serve esercitazione, perché vincite e perdite sono date dal caso e dalla statistica. Non ci sono regole, né un momento specifico in cui iniziare e finire di giocare. L'accesso è illimitato. Si azzarda da soli e l'avversario è sempre un oggetto. Può creare dipendenza. Se vi sembra di non riuscire più a controllare il vostro desiderio di azzardare, potete chiamarci, scriverci o recarvi presso il vostro servizio di riferimento.